Questo piano io spero di accorciarlo. Allora, come ho detto, in giugno si prevede l'arrivo di CureVac. Pfizer ha annunciato più volte numerosi maggiori contributi, maggiori vaccini. Ecco, quindi è un piano previsionale. Noi lo aggiorneremo ogni 2 settimane per calibrare gli slot di apertura. Il nostro obiettivo è quello di bruciare tutti i vaccini, garantendo prime e seconde dosi. Quindi poi si passa ai 70-79, che si prevede la Corte, si prevede il raggiungimento di completare la Corte e passare ai numeri successivi entro la settimana del 9 maggio, del 3-9 maggio. Di conseguenza poi si passa ai 60-69, quindi si ipotizza che dal 3 maggio al 6 giugno verrà completata la classe 69-60. Da 59-50, 31 maggio, 11 luglio. 49-40, 8 agosto, 5 settembre, e poi, sì, scusatemi, sì, 39-30, 2 agosto, 5 settembre, 29-20, 30 agosto, 3 ottobre, ma poi vediamo. Sì. L'ultimo, il 19enne, 27 settembre, parte con le prime dosi.